Il Veneto è fanalino di coda in Italia nei fondi per la salute mentale. La spesa media della regione è inferiore a quanto consigliato dalle linee guida nazionali. È la denuncia della CGIL del Veneto che afferma che gli stati d'ansia sono cresciuti col Covid, ma la regione continua a disinvestire sulla salute mentale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 22 febbraio 2022. E mentre a livello nazionale si parla di bonus psicologo che è stato reintrodotto e in varie parti d'Italia sono in corso delle campagne per l'introduzione dello psicologo di base e di altre misure a sostegno della salute mentale, ebbene, sulle pagine dei quotidiani locali di oggi, in particolare quelli del gruppo Gedi, leggiamo che il Veneto dedica ogni anno una spesa media in salute mentale che è inferiore alla metà rispetto alla soglia consigliata dalle linee guida nazionali, un dato che condanna la nostra regione alla penultima posizione in Italia per il finanziamento della spesa sanitaria destinata al settore. Sì, perché i finanziamenti in salute mentale si calcolano come percentuale sulla spesa sanitaria complessiva. Sono dati messi assieme dalla CGIL del Veneto, il sindacato che sottolinea come le cifre sono peggiorate negli ultimi 2 anni. È un dato anacronistico in questi anni di pandemia in cui non ci sono stati soltanto i pazienti Covid in terapia intensiva, ma anche i consultori e i centri psichiatrici sono stati sempre più subissati di richieste da parte di tantissime persone che appunto hanno cominciato a soffrire sempre di più di disagio psichico e disturbi mentali. Dicevamo i dati della CGIL regionale riguardano la finestra tra il 2016 e il 2019. Teniamo presente che le indicazioni nazionali suggeriscono stanziamenti per la salute mentale pari al 5% del fondo sociosanitario. Questa è l'asticella, questo è il benchmark fissato a livello nazionale. Ebbene, il Veneto nel 2016 ha destinato soltanto il 2,9%, ma poi è andata ancora peggio perché nel 2018 siamo scesi al 2,5%, nel 2019 il 2,2%. Ci sono anche le cifre in valore assoluto. Ebbene, se nel 2018 la spesa media italiana era di 78,1 euro ad abitante, quella veneta era di oltre 20 euro inferiore, 54,1 euro per ogni abitante, e quindi la nostra regione è penultima nel finanziamento della spesa sanitaria destinata alla salute mentale. Ma attenzione, la situazione, dicono Sonia Todesco e Paolo Righetti della Funzione Pubblica CGIL e della Segreteria Confederale della CGIL Veneto, dicono la situazione è ulteriormente peggiorata negli ultimi 24 mesi perché nonostante l'impennata dei casi di ansia e di depressione tra i più giovani come effetto collaterale della pandemia, gli investimenti non sono aumentati. In questi 2 anni di emergenza le persone più fragili hanno visto peggiorare la loro condizione clinica, mentre altre hanno iniziato a soffrire di disturbi mentali proprio per cause legate all'emergenza sanitaria. Lo dice lo psichiatra Tiberio Monari della CGIL. Sono centrali le strutture adeguate, ma le carenze rilevate dal sindacato non riguardano soltanto il conto totale delle risorse investite. C'è anche la questione del personale. Il numero di psichiatri e tecnici per la riabilitazione in Veneto è assolutamente inadeguato, secondo la CGIL, se confrontato con le cifre relative al resto del paese. Sul mattino di oggi, sui quotidiani del gruppo Gedi, l'articolo firmato da Laura Berlinghieri. E sui giornali del giorno troviamo un'altra classifica a proposito di posizionamento del Veneto sul piano nazionale. Qui si tratta di economia ed è un altro pessimo risultato della regione del Veneto, che nella classifica del valore aggiunto lordo, il GVA, è la terzultima regione
in Italia nel 2020, lo ha certificato l'Eurostat. La Toscana ha visto il calo peggiore, perdendo il 9,6% rispetto al 2019, e poi Veneto e Sardegna con una diminuzione entrambe del 9,5%. Un po' meglio la provincia di Trento, meno 7,5%, e poi tutte le altre province italiane che comunque si collocano in media sotto la media dell'Unione Europea, che è stata del meno 5,9%. Quindi di nuovo il valore aggiunto del Veneto nel 2020 è stato il terzo peggiore a livello nazionale. E questo in qualche modo dovrebbe forse aprire qualche riflessione sulla struttura economica della nostra regione, che vede il turismo come principale industria in termini di fatturato e di contributo al PIL. Voltiamo pagina, adesso c'è una notizia che troviamo su tutti i quotidiani locali di oggi, e quindi sfogliamo qualche titolo. Si tratta del biglietto unico dei trasporti, qualcosa di cui si parla da anni se non decenni. L'opposizione in Consiglio regionale ne ha sempre fatto un cavallo di battaglia, era stato promesso e annunciato più volte dal presidente della giunta regionale Luca Zaia. Ebbene, oggi leggiamo sui giornali che partirà finalmente una prima sperimentazione legata al biglietto unico, ma vediamo bene di cosa si tratta. Sul Corriere del Veneto di oggi capiamo subito che intanto non stiamo parlando di un biglietto unico regionale, perché il titolo ci dice già tutto. Verona-Venezia con un solo biglietto, primo test in vista dei Giochi 2026. Treni, bus e vaporetti via app. I sindaci di Verona e Venezia sottolineano che in queste città circola l'80% dei turisti. Insomma, è partita ieri la sperimentazione del biglietto unico, ma attenzione, tra Verona e Venezia. Bus, treni, bike sharing e vaporetti in un solo titolo di viaggio per le due città d'arte. Questo è sempre il Corriere del Veneto. Il test durerà 6 mesi. L'idea in un futuro è di estendere l'offerta a tutto il Veneto, ma attenzione, in vista delle Olimpiadi. Tra gli obiettivi ovviamente c'è quello di ridurre il traffico, togliere auto dalla 4, ma vediamo allora sul Gazzettino di oggi. Anche qui Venezia-Verona, via al biglietto unico. Attivo da ieri l'acquisto del tagliando integrato, bus, vaporetto, treno e bici, e qui cominciamo a scoprire qualcosa in più. Nelle 24 ore uso illimitato dentro e fra le due città. L'assessora regionale alle infrastrutture e trasporti Elisabetta De Berti dice: siamo partiti dall'asse più trafficato del Veneto, ma l'obiettivo è di estendere il test a tutto il territorio regionale, vedremo quando. Brugnaro, sindaco di Venezia, introduce un altro elemento: il prossimo passo sarà rendere prenotabile questo biglietto unico in modo da regolare l'accesso al centro storico, quindi il tema del sovraffollamento e della gestione dei flussi turistici a Venezia potrebbe collegarsi a questo biglietto unico. E attenzione, sempre sulla pagina del Gazzettino abbiamo i primi numeri e quindi la concretezza di questo biglietto unico. Il prezzo dei ticket: allora abbiamo 21 euro per il Venezia Daily Pass. Ovviamente i titoli sono in inglese perché è un'iniziativa rivolta dichiaratamente in particolare verso i turisti. 5 euro il costo per il Mestre, quindi il biglietto giornaliero a Mestre, un utilizzo senza limiti tranne che quindi per la navigazione. 7,5 euro la tariffa urbana giornaliera per Verona, bus, treno e bicicletta nell'area urbana. 39,50 euro il prezzo del biglietto per il collegamento fra Venezia e Verona, che scendono a 23 euro se invece si vuole soltanto il biglietto per Verona e Mestre, quindi senza navigazione. Una tabella analoga la troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, quindi l'elenco delle 5 tipologie di biglietti, tutti giornalieri. Le cifre, l'abbiamo sentito, sono comunque importanti. Il biglietto unico effettivo, quello complessivo, almeno in questa prima parziale sperimentazione tra Verona e Venezia, ha un costo di quasi 40 euro, 39,50 euro per una giornata. Sulle pagine della Nuova Venezia
il sindaco Luigi Brugnaro torna a parlare di sistema ferroviario metropolitano regionale, un progetto nato negli anni '80 e di fatto abbandonato dalla regione pochi anni fa, e parla anche di città metropolitana Brugnaro, dicendo esiste ma adesso facciamola correre. Sarebbe la PA3V, e quindi la città metropolitana tra Venezia, Padova e Treviso. Brugnaro dice il percorso va accelerato, serve usare i fondi del PNRR per raddoppiare la linea ferroviaria per Bassano, creare una circolare utile soprattutto a studenti e pendolari. Quindi qui non si parla più soltanto di turisti, ma siamo ancora nell'ambito delle idee e dei progetti, non a caso, e Brugnaro dice mettiamo a sistema Mestre, Padova e Treviso, così parliamo di una città da 2 milioni di persone che già esiste, ma alla quale fatichiamo a dare gambe, e su questo sicuramente ha ragione, nel senso che anche di PA3V si parla da anni se non decenni e poco è stato realizzato in questo senso. Il sistema ferroviario metropolitano regionale non è stato realizzato nemmeno al 50% di quello che era il progetto originario, e la regione di fatto l'ha dichiarato concluso, se non sbaglio, pochi mesi prima dell'inizio della pandemia da coronavirus. Ancora quindi sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi la promessa dell'esponente della giunta regionale: dopo la prima fase di sperimentazione studieremo i dati e tareremo il sistema in ottica regionale. Si punta a ridurre il traffico privato, riorganizzare il turismo e migliorare la qualità dell'aria. Quindi insomma il turismo è il fil rouge di tutte le dichiarazioni e di tutto questo progetto che appunto leggiamo su i quotidiani del gruppo Gedi. Nell'articolo, anche qui a firma di Laura Berlinghieri, tra 6 mesi sarà esteso alle 7 province venete. Insomma, vedremo come proseguirà questa sperimentazione e se effettivamente, oltre ai turisti, potrà interessare anche a lavoratori, studenti, pendolari e diciamo in ogni caso cittadini, abitanti di questa regione e del nord-est. Voltiamo pagina adesso. Una carrellata di notizie flash: il Veneto verso le elezioni amministrative. Sul Gazzettino di oggi un articolo di Alda Vanzan prova a fare ordine dove l'ordine invece non c'è, regna il caos. È il centrodestra che a livello nazionale è diviso, con Forza Italia e Lega al governo presieduto da Mario Draghi, e invece Fratelli d'Italia all'opposizione con toni anche piuttosto accesi. Insomma, alle amministrative in Veneto è difficile mettersi d'accordo, ma ieri c'è stato un vertice tra diciamo gli alleati di questa strana alleanza. È stata chiusa un'intesa relativa a Padova, dove tutti si sono detti d'accordo per la candidatura di Peghin, che peraltro è già ampiamente entrato in campagna elettorale con i cartelloni appesi in tutta Padova e una serie di dichiarazioni critiche, a tratti forse aggressive, nei confronti della attuale amministrazione in carica, l'amministrazione di Sergio Giordani. C'è una mezza ipotesi, una mezza intesa, diciamo, ma non ancora un accordo forse, per Belluno, dove il centrodestra sarebbe orientato sull'ex atleta paralimpico Oscar De Pellegrin. Il centrosinistra invece potrebbe convergere sull'ex amministratore unico di BIM GSP Giuseppe Vignato, ma invece il centrodestra è ancora in alto mare per quanto riguarda Verona, dove c'è la questione di Flavio Tosi, perché Forza Italia in particolare vuole a tutti i costi l'ex sindaco. L'attuale sindaco invece sboarina, quindi non è sicuro del sostegno di tutta la coalizione di centrodestra nel caso di una sua ricandidatura, e quindi il caso sarà discusso a un tavolo addirittura nazionale. Il centrosinistra invece, molto più unito sicuramente, almeno in questa fase. A Padova appoggia il sindaco uscente Sergio Giordani e a Verona l'ex calciatore Damiano Tommasi. Sulle pagine del Corriere del Veneto oggi Crisanti cerca di smorzare le polemiche relative all'acquisto della Villa Veneta in provincia di Vicenza, una notizia che ha tenuto banco negli ultimi giorni. Dice
Io e mia moglie abbiamo posizioni apicali a Londra da quasi 20 anni, quindi non devo giustificare come ho comprato questa villa, e aggiunge Crisanti: posso assicurare che le consulenze offerte in questo periodo le ho girate al dipartimento perché mi sono preso l'impegno di non guadagnare una lira da questa epidemia. E poi aggiunge che acquistare oggi una villa come quella è atto di coraggio. In questo modo Crisanti diventa custode dell'arte. Ci sono state in questi giorni grandi polemiche sulla questione della villa acquistata dal direttore del laboratorio di microbiologia di Padova in provincia di Vicenza. L'ultima flash: i dati diffusi dai carabinieri forestali dei 3 reparti specializzati di Verona, Venezia e Vicenza sono dati che riguardano il territorio della regione Veneto e del Trentino Alto Adige: 455 controlli nel 2021, 36 persone denunciate e 25 sequestri tra zanne di elefante e corni di rinoceronte. Prosegue la lotta ai bracconieri e ai contrabbandieri per la tutela delle specie protette. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.